Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Giornata straordinaria per quanto riguarda il dono del sangue in provincia di Gorizia, in questo caso Dolegna del Coglio. Allora andiamo a capire bene cosa sta accadendo e soprattutto il solito slogan, ma fondamentale: donare è importante. Non solo si può, ma si deve donare, soprattutto se si è in salute e se si hanno i requisiti previsti dalle leggi. La donazione è un gesto gratuito, anonimo, volontario, periodico, che è a vantaggio di tutta la comunità. In un mondo in cui si preferisce sempre personalizzare, vedere solo l'interesse proprio, dare un gesto di solidarietà umana e soprattutto dare comunità, come appunto danno non solo le donazioni di sangue, ma come danno anche in qualche maniera presenza delle sezioni su tutto il territorio provinciale, è un valore aggiunto non solo a vantaggio del sistema trasfusionale, del sistema sanitario della nostra regione, ma è un qualcosa a vantaggio di tutte le nostre comunità. Certo. E cosa dobbiamo aggiungere ancora, Presidente? Ma innanzitutto un ringraziamento a tutte le sezioni che non solo si impegnano a livello organizzativo, ad esempio per quanto riguarda l'uscita delle unità mobili di raccolta e dell'automoteca, ma anche in qualche maniera alle ragazze del servizio della segreteria associativa, tra cui appunto le ragazze che abbiamo visto e conosciuto oggi, Lisa e Margherita, che fanno parte del progetto di servizio civile universale promosso da Fides Isontina e che di fatto sono un valido aiuto a supporto di tutta l'attività dell'associazione. Presidente Zuppel, cosa devi aggiungere a quello che ha detto il tuo Presidente provinciale? Beh, nulla da aggiungere, ringrazio davvero le ragazze che sono venute oggi, ringrazio la segreteria, ringrazio tutti, veramente i donatori e le associazioni consorelle. Questa uscita è particolare, è nata Mi così. hai anticipato la domanda. Ecco. Questa è nata così, abbiamo presa fuori dal calendario, abbiamo coinvolto le associazioni consorelle. Hanno risposto tantissimi donatori di tantissime realtà, tra cui la nostra cara Prepotto, rappresentata oggi dal presidente Alex, e quindi la solidarietà e l'amicizia che scorre nelle nostre vene e si fa vedere ancora una volta. Servizio civile, cosa vuol dire? Servizio civile cosa vuol dire? Dare una mano alla comunità, Sì, darsi da aiutare fare la comunità. per fare qualcosa di giusto e che serva a qualcun altro. Quindi Certo. Senti, che messaggio volete lanciare ai vostri coetanei? Di provare a fare un'esperienza col servizio civile. E soprattutto di venire a donare. Esatto. Perché c'è Esatto. sempre meno gente giovane Certo. che viene. Tanti giovani. Sì, che c'è bisogno, insomma, è una cosa che va a finire che i 60 anni vengono sempre e di quelli di 18 anni non c'è nessuno, quindi bisogna tirare su un po' di gente, quindi... Possiamo dire costa poco ma si dà tanto. Sì, Ah, beh. assolutamente. Certo. Cioè non costa niente. Poi Esatto. venite, mangiate. Esatto. potete andare via. Ed è sempre bello, almeno anche poi si fa un po' di comunità, si conosce anche altra gente del proprio paese o comunque anche di altri posti, è sempre bello. Buongiorno a tutti, sì, infatti abbiamo colto anche questa opportunità di anche oggi di ospitare l'automoteca qui nel comune di Dolegna del Coglio. Grazie anche all'associazione qui di Dolegna, grazie anche al presidente Alessandro Zuppel. Abbiamo, come dicevo, colto l'occasione perché donare è una cosa molto importante, ci sono grosse carenze di sangue e quindi dobbiamo continuare in quello che è il nostro intento di guardare anche al futuro e al prossimo. Un messaggio importante, no? Anche per coloro che sono un po' titubanti nel fare questo passaggio. Ma diciamo che la prima volta c'è sempre un po' di timore, ma poi alla fine, una volta che si prende il via, continua l'opera di donazione tranquillamente e serenamente, senza grosse preoccupazioni.